Claudia, buonasera a te, buonasera agli ospiti in studio, naturalmente ai nostri telespettatori. Ci troviamo ad Abano, all'Alexander Hotel e naturalmente il salone è gremito, ci sono tantissime persone che sono venute a sostenere appunto la candidatura di Flavio Tosi, come potete vedere in questo momento sta facendo delle fotografie e accanto a me, oltre a Flavio Tosi, c'è anche l'assessore Conte, molto noto per quanto riguarda i reporter Sera. Parliamo di integrazione, Tosi, e vogliamo sapere se le ruspe sui campi Rom, bloccare Triton, insomma schierare le navi sono la soluzione per quanto riguarda i migranti nel nostro paese. Lei è un amministratore per il comune di Verona e anche da lei sicuramente c'è la problematica. Ma allora sono due temi ovviamente diversi, quello dei nomadi e quello dell'immigrazione clandestina attraverso Nord Africa. E vanno amministrati senza demagogia, senza slogan, ma risolvendo il problema, perché dopo il problema è quello. Ieri eravamo a Roma, siamo andati a parlare con il ministro Alfano, che per quanto persona vicina, però ovviamente gli dici quello che pensi da sindaco, perché non è che in base al colore del governo, delle alleanze, cambi parere. E quindi gli abbiamo detto due cose a Alfano. Una, che la soluzione non può assolutamente essere quella di distribuire fra i sindaci, fra le prefetture quelli che arrivano, perché questa non è una soluzione, perché è un sistema che non regge, perché l'anno scorso sono stati 200.000, quest'anno prevedibilmente sono di più, dall'Africa sono milioni che vogliono arrivare, quindi quella non è la soluzione. E quello è un primo problema, perché bisogna assolutamente intervenire sulle coste libiche, che non vuol dire andare là con non in mitra. Vai nelle acque territoriali libiche e impedisci che si parta da quei territori e impedisce anche che li buttino a mare, che ne muoiono in mare, perché poi nel momento in cui uno si illude di poter partire ci sono le tragedie del mare. L'altra riguarda chi è qua, perché comunque è inammissibile che chi è ospite qua, perché comunque sono ospitati, stia lì a bigonionare tutto il giorno. Cioè chi è comunque qua ed è arrivato e per sua fortuna è ospitato, ha almeno il dovere di aiutare, neanche aiutare, di corrispondere alla società che lo ospita facendo qualcosa, tagliando l'erba, dipendendo una staccionata, sistemando un marciapiede, cioè facendo dei lavori che la comunità chiede. E ripeto, chi è ospite, visto che sono famiglie in difficoltà, famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, è doveroso per chi è qua ospitato temporaneamente almeno fare qualcosa per la comunità che lo accoglie. E questo per quanto riguarda i clandestini. Dopo la questione dei Rom è totalmente diversa, perché quella riguarda non tanto extracomunitari ma comunitari o italiani. E noi a Verona avevamo 3 campi nomadi quando ci siamo insediati come sindaco, uno è aperto per decisione di un magistrato, altrimenti l'avremmo chiuso. Un altro è un campo che esiste da più di 40 anni, è popolato da cittadini italiani residenti e quindi non allontanabili in quanto cittadini italiani residenti, e allora si è fatto un criterio non discriminatorio ma corretto, regole di presenza nel campo. Chi sta nel campo si paga le utenze, chi sta nel campo rispetta le leggi, chi viene condannato in primo grado o viene colto in flagranza di reato per reati contro la persona, per reati di violenza, per reati di spaccio, quindi reati d'allarme sociale, va via dal campo. L'altro campo era un campo di comunitari, rom comunitari, pagato dalla precedente amministrazione, era costato 2 milioni di euro in meno di 5 anni, quello l'abbiamo chiuso né con le ruspe né con la violenza. Abbiamo detto alle associazioni caritatevoli che lo gestivano: avete un tempo limite per chiuderlo, gli abbiamo dato 3 mesi, poi 6, poi 9. In 9 mesi gli abbiamo detto: noi soldi pubblici non ne mettiamo, case popolari non ne mettiamo, perché le case popolari c'è una graduatoria, la si rispetta. Vi diamo il tempo di cercare voi, se lo ritenete, delle soluzioni allosative che non siano a carico del comune, da un privato, da chi ritenete voi, a Verona o fuori. Dopo 9 mesi il campo è stato chiuso, 220 ospiti non c'erano più, non è stato speso un euro della comunità veronese, facendo applicare delle regole. Così, per chiudere però le chiedo una battuta finale. L'integrazione, visto che lei potrebbe essere candidato, glielo auguro, insomma, come Presidente della Regione Veneto, l'integrazione comunque può esistere? L'integrazione passa dal rispetto delle regole, dal far rispettare le regole. Io quando mi sono insediato sindaco parlo di quell'esperienza per dire di qualcosa che hai fatto, perché se parli di qualcosa che hai fatto sei più credibile che non fare slogan o proclami. Devi far rispettare le regole, diritti e doveri. Quando uno viene qua, io ho una città che ha il 15% di stranieri residenti, che fra l'altro molti vogliono bene al loro sindaco,
perché comunque quella minoranza, perché già è una minoranza di loro che si comporta male, che pensa di poter fare l'arrogante, capiscono che ci sono dei doveri da rispettare. Se non rispetti il tuo dovere c'è qualcuno che ti fa capire che il tuo dovere lo devi fare, e quindi oggi Verona è una città rispetto a tante altre più sicura, più ordinata, piena di turisti, perché il turista valuta anche quello, valuta anche la sicurezza del territorio dove va a fare visita, e questo perché è stata imposta delle regole precise per tutti, uguali per tutti, non discriminatorie, ma delle regole. Grazie. Adesso parliamo di un volto noto, come l'ho annunciato ai Reporter Sera, parliamo di alcune novità per quanto riguarda la CNC, ne approfitto, so che c'è un incontro importante. Dopo l'impegno come Regione, come assessorato all'ambiente, di aver portato 1,5 milioni per iniziare veramente quell'azione di messa in sicurezza e di soprattutto sgombero di tutto quel materiale pericoloso, oltre a interventi di sicurezza idraulica per un territorio a rischio, ora è il momento appunto di affrontare con il Ministro, e questo sarà la richiesta che faremo proprio al Governo e al Ministro dell'Ambiente, di prendersi veramente quell'impegno che si era preso in visita proprio a Pernumia, in visita a quel sito fortemente a rischio per i cittadini, e quindi di vedere completato quello che è la copertura finanziaria per arrivare finalmente alla soluzione finale. Quindi è questa la pressione che come assessore in quest'ultimo mese farò nei confronti del Ministro. Conte, salutandoci, ringraziandovi naturalmente per la disponibilità, lei si è fortemente esposto per sostenere Flavio Tosi. Un amico, ma soprattutto un uomo che sa come amministrare e che vuole dare risposte concrete. Il suo è il modo del fare, e quindi io spero sia questo proprio anche l'obiettivo, di far capire in questo tempo breve una candidatura che può veramente essere alternativa e anche un rilancio di un progetto di un centrodestra, di un progetto politico che veda il Veneto al centro a livello nazionale. Grazie Conte. Io, se non ci sono domande, restituisco la linea. Per quanto riguarda Abano è tutto.